parla più soltanto diciamo delle mafie tradizionali, probabilmente la camorra napoletana e la mafia siciliana sono state le prime ad occuparsi del fenomeno, ma subito assolutamente tallonate dalla Sacra Corona Unita e l''Ndrangheta, e oggettivamente si tratta di attività che non si sono, come voi potete ben immaginare, limitate nei territori di origine, ma diciamo, si sono estese su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle realtà in cui il mercato era più florido e nelle regioni dove si giocava di più. Le regioni dove si gioca di più non sono dati di procedimenti giudiziari, sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto e il Lazio. Quindi voi capite che quando si parla di una criminalità organizzata interessata al fenomeno del gioco lecito, si parla di una infiltrazione di questa criminalità che ovviamente fa cartello, e fa cartello anche con realtà locali. Questo settore del gioco pubblico, che ci hanno già detto giustamente è un settore di grande dinamismo sotto due profili: l'aumento del volume delle giocate, quindi l'aumento massivo del fenomeno del gioco, e dall'altra parte la multiformità delle offerte di gioco, hanno rappresentato, come vi dicevo, nonostante le buone intenzioni, hanno rappresentato una occasione ghiotta per la criminalità organizzata, perché voi comprendiate che non sono soltanto i reati facilmente identificabili quelli che si legano a questo mondo del gioco, cioè tutto quello che è illegale è più facilmente identificabile. Quello che è invece la infiltrazione nel gioco legale è più difficile da identificare, ma c'è. Ed è una parte molto importante. C'è per esempio la gestione attraverso prestanomi dei punti gioco, c'è l'utilizzo del gioco lecito come forma di ripulitura, di riciclaggio dei proventi illeciti. Questo falsa ulteriormente il mercato, falsa ulteriormente le attività commerciali sul territorio. Ovviamente è un discorso, quello del riciclaggio, che si applica a tutte le forme di reimpiego del denaro illecito, quindi ovviamente come si applica all'attività di ristorazione, faccio un esempio, si può applicare all'attività del gioco. Ma questo proprio, la particolarità del settore del gioco pubblico è quella di offrire enormi guadagni con pochissimi rischi dal punto di vista penale, e quindi ovviamente attira ancor di più gli interessi delle mafie.